TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Anche il veneziano è stato pesantemente colpito dal maltempo che sta insistendo sul Veneto da ieri mattina. Allagamenti importanti con interruzione delle linee elettriche si sono verificati a tre baseleghe, Mirano, Salzano, Spinè e Noale, con 75 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zai, ha annunciato di aver firmato lo stato di emergenza regionale. Le precipitazioni tenderanno poi, temporaneamente, ad esaurirsi nel primo pomeriggio. Si attenuerà anche la bora. Sarà possibile anche qualche criticità al reticolo idrografico secondario, al sistema di drenaggio urbano con allagamenti di interrati. Aprirà a metà del mese di ottobre il cantiere per la realizzazione di due rotatori sulla strada provinciale 42 Jesolana tra via San Marco e via Posteselle e l'innesto tra strada provinciale Jesolana e via Trinquet nel comune di Jesolo. L'importo complessivo dell'opera ammonta ad 1.945.747 euro ed è finanziato per 900.000 euro dalla città metropolitana di Venezia, per 900.000 euro dal comune di Jesolo e per 145.747 euro dalla Multiservizi Veritas. Il nuovo assetto viabilistico consentirà una maggiore fluidità del traffico, particolarmente critico nel periodo estivo, e garantirà una maggior sicurezza per pedoni e ciclisti grazie all'allungamento dell'attuale pista ciclopedonale. I tempi per l'esecuzione dell'opera sono stati fissati in 217 giorni. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. E in questi giorni nella zona centrale del comune di Cavarzere, delimitata a nord dal fiume Adige, a est dalla ferrovia Adria-Mestre, a sud-ovest da via Circonvallazione via Mazzini e via Regina Margherita, Veritas sta collocando i nuovi cassonetti dotati di calotta da utilizzare per il conferimento del rifiuto secco residuo. Una volta avviato il servizio, l'apertura delle calotte sarà possibile solo attraverso chiavette personali, già in consegna alle utenze interessate. Invece i cassonetti da utilizzare per la raccolta differenziata di carta, cartone e cartoni per bevande, vetro, plastica, lattine e metalli, frazione organica, saranno liberamente accessibili, senza quindi bisogno di utilizzare la chiavetta. Da ottobre, infatti, nella zona indicata il conferimento di ogni tipologia di rifiuto, compresi quelli differenziati, potrà avvenire solo attraverso i cassonetti stradali. Passiamo allo sport con l'atletica. Bibione è pronta per un weekend a tutto running. Sabato 27 e domenica 28 settembre la rinomata località balneare veneziana ospiterà la tradizionale 2 giorni dedicata a tutti gli appassionati della running. Prima la Bibione 10 Miles, classica gara internazionale FIDAL sulla distanza delle 10 miglia. Poi la Corsa delle Rose, evento benefico dedicato a tutte le donne ma aperto anche agli uomini. Fulcro dei due eventi, come già l'anno scorso, Pezzale Zenith, dove la corsa di Bibione era nata una decina di anni fa. Al via, confidando ovviamente nel bel tempo, oltre 1 migliaio tra runners e camminatori. Organizza la società trevigiana Running Team Conegliano con il patrocinio del comune di San Michele al Tagliamento e la collaborazione di Bibione Spiaggia. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.